Un viaggio immersivo che unisce le Olimpiadi invernali del 1956 a quelle del 2026 accompagna Verona verso Milano Cortina 2026. Negli spazi della Camera di Commercio di Verona, in corso Portanuova 96, è stata inaugurata lunedì 12 gennaio la mostra Sport e Montagna tra tradizione e innovazione, Cortina d'Ampezzo, le due Olimpiadi, visitabile gratuitamente fino all'8 febbraio dalle 10 alle 18. L'esposizione mette in dialogo due edizioni dei Giochi Olimpici separate da 70 anni, ma unite da un filo comune fatto di sport, paesaggio, turismo e cultura. Le Olimpiadi della Rinascita del 1956 e quelle nuove del 2026, segnate da innovazione tecnologica e attenzione alla sostenibilità. Si tratta della terza tappa di un percorso itinerante della mostra partito da Longarone e passato per Padova. Abbiamo voluto mettere a disposizione i nostri spazi anche perché oggi andiamo a vedere in questa mostra quello che è successo nel 1956. Quindi tantissimi anni fa c'era un evento olimpico nel nord Italia, nell'Italia, oggi si ripete. Verona è protagonista, sarà protagonista con la chiusura, con l'evento della chiusura delle Olimpiadi e con l'apertura delle Paralimpiadi altrettanto importante. Curata dall'architetto Ugo Soragni e promossa da Regione Veneto, Comune di Cortina d'Ampezzo, Longarone Fiera Dolomiti, Fondazione Cortina, Penis Promex e Sistema Camerale Veneto, la mostra alterna ambienti immersivi, multimediali e oggetti storici. Una fiaccola olimpica originale del 1956 affiancata a quella del 2026, un bob degli anni 50, poster e fotografia d'epoca, plastici e progetti degli impianti sportivi e delle opere infrastrutturali. A completare il racconto cinegiornali e filmati dell'Istituto Luce che restituiscono l'atmosfera della Cortina mondana e sportiva del dopoguerra. Fra gli uomini e le donne di Fondazione Cortina ci sono nipoti e pronipoti di coloro che parteciparono come esecutori, come attori, non tanto come sportivi, anche come sportivi in qualche caso, a quelle Olimpiadi e Paralimpiadi. Per cui c'è una cultura dal punto di vista proprio tecnico, realizzativo, veramente molto approfondita e soprattutto interdisciplinare, che riguarda lo sci alpino, ma che riguarda anche il bob, lo skeleton, ovviamente non tanto gli slittinisti sono più altoatesini che ampezzani, ma per il resto, insomma, siamo molto tranquilli sotto tutti i punti di vista. Presenta il taglio del nastro anche il neoassessore regionale ai trasporti Diego Ruzza, che ricorda quanto la Regione e il suo ufficio siano impegnati su questo appuntamento epocale. Assolutamente sì, la Regione è da tanto tempo impegnata per far andare al meglio tutto quello che è la parte infrastrutturale, di mobilità e dei trasporti, perché sappiamo che abbiamo una sfida assolutamente importante da vincere anche in questo settore, perciò anche come ufficio e come struttura ci stiamo lavorando già dall'inizio del mio insediamento, perché è il primo grande palcoscenico dove avremo tutti i riflettori del mondo e quindi non possiamo assolutamente sbagliare. Quindi siamo impegnati a fare in modo che i trasporti e la mobilità sia garantita, sia fruibile, sia la più efficace e puntuale possibile. Emozionato anche il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, che nel 1996 fece parte della Nazionale Olimpica di Calcio. Una grande emozione fin da subito, insomma, dal giorno in cui si è paventata l'ipotesi che io potessi essere in incarico pubblico nella città che ospiterà le cerimonie, era per me una coincidenza davvero stranissima, ma soprattutto perché nella edizione in cui ho partecipato da atleta non ho potuto godere delle cerimonie, quindi di fatto essere qui ad ospitare le cerimonie sia delle Olimpiadi che delle Paralimpiadi è un caso strano della vita, ma soprattutto un'emozione, perché so cosa vuol dire per tanti atleti e atlete preparare le edizioni dei Giochi Olimpici, cosa vorrà dire per loro, per le loro vite, transitare da Verona e celebrare a Verona questa magnifica opportunità di carriera, e per noi sarà toccare con mano cosa vuol dire sport, cosa vuol dire Giochi Olimpici e Paralimpici, cosa vuol dire internazionalità di un evento che davvero unisce e che fa vivere emozioni internazionali che probabilmente non si riescono a vivere in altri eventi.